o vado un anno dopo. Che territorio che avete qua. Quest'anno sono voluto venire prima e vado via più tardi perché volevo rimanere al di là del mercoledì delle ceneri. Quindi io sono arrivato il martedì e già martedì mi sono divertito tantissimo. Il mercoledì quest'anno è stato un delirio. Bellissimo poi il momento in cui è stato fatto il processo a Don Conte. E colgo l'occasione di questo magnifico posto per ringraziare tutta la comunità. Perché anche quest'anno è stato magnifico. E poi un ringraziamento a tutti, veramente non faccio i nomi perché siete tanti, a tutti quelli che mi hanno accolto qui a Vodda. Per certi versi ringrazio pure quelli che mi contestano perché faccio questi video. E grazie Vodda, grande comunità. Approfitto dicendolo in sardo, scusate se non mi verrà bene, cari oddesi, annubidere sanos a totos. Grazie. Questa è la piazza del delirio, secondo me. Oggi festeggiano i bambini, anche ieri hanno festeggiato i bambini, poi stasera ci dovrebbe essere, non ho capito cosa, direttamente qui in piazza e poi si va in un salone, mi pare di aver capito. È ovvio che di tutto questo non riprenderò nulla e domani c'è la festa in questa piazza. Quindi devo aspettare. Salute! Salute! telefonare. Lui è Maurizio, come sto arrivando a volta mi ha scritto subito. Grande Maurizio, grande Maurizio, Carnevale a volta sono venuto prima perché già ieri c'era una grande festa. Sono stato fortunato perché comunque ho conosciuto Mirko, ho conosciuto Dani, dentro c'è Luca, Stefano, non mi ricordo mai noi. Quindi oggi ci ho avuto l'invito. Io da Zoticone sono venuto a mani vuote, brutta cosa. Domani devo in qualche modo ripagare sta cosa. Stai tranquillo. Poi non solo maialetto, castrato, vino, quanto ne vuoi. In più abbiamo Dani, qui a Vodda, che è un artigiano della birra.
Salute. e vita. Fa delle birre eccezionali. Lui già mi ha fatto provare una Scout, quasi come una Guinness, mi sbaglio? Dico una cosa sbagliata? Sì, no, esatto. E adesso stiamo sorseggiando una stile belga, Questa è una wheat beer belga, wheat beer. fatta con un gruit di erbe sarde. Ah, ok, quindi non ci metti il luppolo come mi hai detto No, prima. niente luppolo. Questa è solo erbe sarde. Erbe sarde? E miele di lavanda. Ah, quindi mirto, Mirto, licrisio, fiordaliso, citronella, eh, misticanze sarde. è una bella cosa. Vedi? La Sardegna. Sei un grande Mirko, grazie per l'invito. Figurati.
invito a non interrompere, o sarò costretto ad ammonirla per oltraggio alla corte. Mi scusi, fate il silenzio, mi scusi. Mi scusi, l'imputato Don Conte Ferru dovrà rispondere